Giornata storica per l'artigianato veneto. Oggi in Consiglio regionale, quasi all'unanimità, con un'astensione solo, è stata approvata la nuova legge quadro per l'artigianato del Veneto, una legge che arriva dopo 31 anni da quella numero 67 del 1987 e ridefinisce un settore fondamentale per il Veneto. Vede ancora 128.000 imprese attive e oltre 250.000 addetti. Questa legge riguarda tutti gli aspetti, dal credito all'accesso alla professione, alla formazione, innovazione tecnologica, e tutti questi aspetti verranno declinati con dei bandi specifici che avranno una dotazione di 20 milioni di euro per dare gambe a un rinnovamento di un settore che in questi anni era cambiato molto, e quindi avere una nuova legge che lo inquadra in maniera diversa, in maniera più moderna, era un atto dovuto e il Veneto non ha mancato questa occasione. Adesso partiranno dei tavoli di lavoro regionali ai quali la Confartigianato contribuirà con i suoi tecnici per dare contenuti e modalità a delle nuove figure tipo il maestro artigiano e la bottega storica artigiana. Questi hanno bisogno di essere declinati, di essere spiegati, di essere decisi, e potranno essere un valore aggiunto perché daranno la possibilità all'artigianato non solo di essere più autorevole, ma anche di poter generare nuova occupazione e nuovi imprenditori e nuovi lavoratori professionalmente più attrezzati attraverso anche la bottega a scuola. Sì, è un momento davvero storico questo, uno perché diamo una legge agli artigiani che aspettavano da moltissimi anni, due perché è stata votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale e questo dimostra quanto bene sia stata fatta questa norma che è stata costruita assieme agli artigiani, e tre perché tutti quelli che in Consiglio regionale hanno fatto interventi hanno messo al centro la figura dell'artigiano e questo evidentemente è insito nell'essere veneti. La nostra economia non può prescindere dalla figura dell'artigiano. Era giusto fare una legge anche perché ricordo che gli artigiani forse sono quelli che hanno pagato di più lo scotto della crisi che è arrivata nei nostri territori. È una norma questa che riesce a coniugare tradizione e innovazione, e questa è la scommessa più bella e più affascinante che possiamo fare, ed è una norma che mette a sistema il mondo dell'impresa, il mondo delle istituzioni e il mondo dell'università. Tutto questo per poi declinare attraverso il sapere la possibilità di tramandare di generazione in generazione questa grande capacità che significa essere artigiani. Vengono istituite anche la figura del maestro artigiano e della bottega storica. È esattamente questo, sono i due punti cardini questi della legge, perché la figura dell'artigiano che insegna, che diventa maestro è fondamentale. E la bottega dell'artigiano che diventa scuola è altrettanto fondamentale. C'è bisogno di tramandare sapere e quindi la tradizione, dall'altra parte questo sapere con la struttura nuova data da questi accordi con l'università, che riescono a dare innovazione e ricerca, e sono i due elementi oggi strategici per poter essere competitivi non solo in Veneto ma in tutta Italia e in tutto il mondo. Adesso è una legge quadro, quindi bisogna dargli dei contenuti. Con la Regione Veneto e le categorie lavorerete per dare gambe alle varie fasi da fare, tra cui i bandi e la definizione di artigiano come maestro. Assolutamente sì, e come ho fatto per la legge quadro, lo farò anche per i decreti attuativi, i provvedimenti attuativi che porteremo in giunta, li faremo insieme agli artigiani, perché poi io mi devo assumere la responsabilità di un atto amministrativo e pubblico, però quest'atto più è vicino alle esigenze degli artigiani e più è utile alla causa, per cui io non ho voglia di inventarmi nulla, ma chiederò agli artigiani di che cosa hanno bisogno. Non è l'unica legge regionale quadro per l'artigianato, però forse è quella con la dotazione finanziaria più alta. Sì, anche qui era giusto dare un segnale, perché le norme sono belle, importanti, se però hanno anche una dotazione finanziaria meglio, e quindi abbiamo messo a disposizione degli artigiani 20 milioni di euro, che sono cifre di questi tempi davvero importanti, e tra l'altro rassicuro tutti, anche se non dovessero essere spesi nel 2018 verranno comunque ripresi nel 2019, questi sono soldi per le imprese artigiane e a loro devono andare.
Una legge quadro dell'artigianato veneto, appunto dopo 30 anni una riforma era dovuta, perché l'artigianato sicuramente non è quello di 30 anni fa, è un artigianato molto più tecnologico, che ha agganciato alle moderne tecnologie, che sa competere sui mercati internazionali e aveva bisogno anche di un sostegno normativo importante. C'è l'introduzione del maestro artigiano, ci sono dei percorsi formativi ulteriori rispetto a quelli che finora abbiamo percorso e abbiamo una dotazione finanziaria che ci dà la possibilità di rilanciare l'artigianato e di essere di nuovo ancora un soggetto che è in grado di creare benessere sul territorio e di occupare. Credo che questa sia intanto uno dei motivi per cui il legislatore ci ha sancito con una legge di riforma appunto sull'artigianato, e dall'altro anche un riconoscimento del ruolo sociale che il mondo dell'artigianato ha su tutto il territorio veneto. Non a caso è un anno in cui la Confregionato ci ha lavorato pesantemente sul testo, diciamo che siamo quasi coproduttori. Siamo quasi coproduttori, ma dobbiamo dare atto alla Regione Veneto, all'assessore Marcato, che ha aperto un dialogo costante su questa legge. Ogni parola è stata valutata e messa in campo assieme ed è una costruzione che ci dà soddisfazione anche per il modo con cui è stata approvata, perché credo che avere una votazione all'unanimità solo con qualche astensione sia una soddisfazione reciproca sia per l'assessore sia per il governatore Zaia, ma anche per noi che ci abbiamo lavorato sui vari tavoli di concertazione. Adesso il lavoro non finisce, ci sono i tavoli tecnici, vanno fatti i decreti attuativi e un altro impegno. Adesso il lavoro comincia con il nuovo appunto apporto nostro da un punto di vista proprio di idee e di novità rispetto a quelli che poi sono i decreti attuativi, questo sicuramente, ma partendo già da una buona legge saranno altrettanto buoni anche tutte le normative applicative.